Si è costituita la polizia il sedicenne che nel pomeriggio di ieri ha ferito gravemente alla testa una ragazza di 13 anni con cui sembra avesse una relazione. Il fatto è avvenuto all'inizio della strada Gallico-Gambarie, dove due ragazzi si erano recati in sella a uno scooter. La vicenda è ancora tutta da chiarire, soprattutto nelle motivazioni che hanno spinto il minorenne a colpire con una pietra o con un colpo contundente la ragazza al volto. Sono in tutto 84 gli immigrati approdati stamani a bordo di una barca a vela di 25 metri battente bandiera degli USA a Roccella Ionica. Si tratta di 27 bambini, 12 donne e 42 uomini, curdi, afghani ed iracheni. Gli immigrati sono stati trasferiti nella palestra di una scuola dove la protezione civile ha portato materassi, coperte e tovaglie. I carabinieri della compagnia di Palmi hanno tratto in arresto Domenico Cammaroto, il figlio di quest'ultimo Eugenio Cammaroto Ricciotti, ed Enzo Serpentino, cognato del primo. I tre arrestati, tutti residenti nel comune di Scido, si sono resi responsabili di tentata estorsione nei confronti di Giuseppe Zampogna e Giuseppe Giovanni Tarsitani, rispettivamente sindaco e vice sindaco del comune Aspromontano. Partirà a breve il piano di caratterizzazione definitivo dei siti interessati dalla presenza di CIC nelle aree interessate. Sarà effettuato dal Comune di Crotone in qualità di soggetto attuatore e partirà un'attività di ispezione e di caratterizzazione dell'arenile, fino alla foce dell'Esaro e una messa in sicurezza posizionando dei frangiflutti per evitare il continuo sversamento a mare dei materiali inquinanti. E questo è il risultato ottenuto nell'incontro svoltosi ieri al Ministero dell'Ambiente. È stato presentato questa mattina presso il Salone della Camera di Commercio di Reggio Calabria il progetto Legalità Sviluppo, un percorso partecipato di legalità organizzata per promuovere crescita sociale e sviluppo economico. Durante l'evento sono stati mostrati dati che emergono dall'analisi sui comportamenti e la percezione dei fenomeni dell'illegalità.